Noi non siamo contrari all'infrastruttura in sé, né tantomeno alle infrastrutture, quelle che sono giuste e strategiche per il territorio. Questa sicuramente serve a un territorio in quel tratto, ha bisogno di essere fornito di un'infrastruttura appunto del genere, l'emergenza traffico, tutto quello che c'è stato, eccetera. Quello che noi contestiamo con grandissima forza è il fatto che, stante la concessione attuale, questa autostrada, o meglio superstrada a pagamento, perdonatemi, andrà a costare 130 milioni di euro al chilometro. Cioè, se ne costruiamo una su Marte penso che spendiamo meno. Allora noi diciamo questo: c'è un guadagno netto garantito, e lo dico a un imprenditore, un reddito utile d'impresa, quindi bottom line, l'ultima riga, pagate le tasse, pagato tutto, di 5,5 miliardi di euro, garantito con una clausola dalle nostre tasse. In 40 anni. Allora, certo, in 40 anni, sì, ma 39. certo, è un canone che noi diamo, ok? Allora, questa è una cosa che è, a nostro modo di vedere, inaccettabile. Nasce da vecchi contratti, eccetera. Allora, quello che io dico qua stasera, e lo voglio dire chiaramente, lo dico alla presenza, io voglio essere inclusivo e voglio dire che se c'è la volontà di andare a rimettere mano a questa concessione, che si può toccare, ce l'hanno detto in commissione, ce l'hanno detto i commissari, si può fare. Ma per io cosa? Faccio una proposta, e adesso glielo dico, io faccio una proposta al governatore Zaia, alla Lega Nord e a tutte le persone che in questa regione hanno la possibilità di mettere mano a questo contratto. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli, per aprire un tavolo tecnico dove si vada a rivedere quelle che sono ad oggi delle clausole capestro. Non lo dice Jacopo Berti, lo dice la Corte dei Conti, sono questioni che ha sollevato l'ANAC, sono questioni che oggettivamente i tecnici, sono da parlare al Ministero, sono seriamente preoccupati perché non è sostenibile economicamente. Allora noi diciamo, fermi tutti, al netto dell'opera, parliamo solo di soldi di concessione, dato che ci sono queste gravosità importantissime per gli imprenditori, perché poi le pagheranno in 39 anni, né Berti né Ciambetti, le pagheranno i nostri figli, le pagheranno i prossimi imprenditori che verranno su questo territorio. Cerchiamo di liberare loro. E allora io dico, propongo un tavolo tecnico, lo apriamo in regione, questo non va a bloccare i lavori, non va a bloccare niente, ci mettiamo lì, ci togliamo la spilletta, 5 Stelle, Lega, governatore, opposizione. Che costi di meno. Ma l'importante è andare ad aggredire questi costi, andare ad aggredire, come l'abbiamo visto, sulle concessioni che erano inique ed erano infatti in deroga rispetto alle direttive europee. Qui stiamo parlando purtroppo di costi e spese che vanno purtroppo a pareggiare quelle concessioni del tutto inique, perché erano state pensate probabilmente nello stesso periodo, dalle stesse persone, io non so cosa. Il passato è passato, pensiamo al futuro. Allora io sono qua a dire, ci mettiamo in gioco per primi noi, ad andare a provare a risolvere questo problema. Passiamo la palla alla regione, lo facciamo con spirito propositivo, quindi io tendo una mano al governatore Zaia. Le dico cosa, allora, questa è una proposta importante dopo